Kabengele a rimorchio, si prende lui la tripla, non la segna, Mascolo a rimbalzo, salta più in alto di tutti, secondo rimbalzo difensivo di fila per Bruno Mascolo, tutte e due estremamente importanti in un finale così caldo al Tagliercio. Finta di blocco di Alston, show di Wilcher che poi deve recuperare sul 32 di Treviso, eccolo servito da Mazzola, Alston spalle a canestro contro Wilcher, arriva sullo stesso lato Mascolo, Alston la tiene, fa tutto da solo, il ferro non lo premia, rimbalzo Kabengele, si segna pochissimo in questa fase di partita ed è ancora meno 6 Venezia. Moretti raddoppiato per un attimo da Mazzola, cambia lato per andare da Whittle, su cui frana addosso di Angelo Harrison. Questo errore in lunetta pesa tantissimo, che sbaglia anche il secondo, ma c'è il tap-in di Kabengele, meno 4 Venezia, ancora un fiondo Kabengele, 20 rimbalzi, 21 anzi 15 punti, meno 4 Reyer, fallo di Moretti. Secondo libero di Alston, lo segna 73-67. Rimessa di Moretti, Casarin, spalle a canestro contro D'Angelo Harrison, Moretti da 3, non si avvicina neanche al ferro, si rimane sul +6 Treviso, scelta interessantissima quella di coach Spacchia. In questo finale di gara lascia fuori Tyler Ennis per affidarsi alla coppia di guardie tutta italiana Moretti-Casarin. Non sappiamo se il problema al dito di Ennis, che però sembrava superato, possa influire su questa scelta. Moretti a difendere su Mascolo, blocco di Mazzola su cui rimane per un attimo Moretti, Mascolo perde la palla, gliela toglie Moretti, poi Mascolo la recupera, tiro di Harrison da 3, no, Harrison ha pestato la linea laterale, il tiro non vale e non sarebbe valso anche se fosse entrato. Rimessa Venezia, ma deve segnare 2 volte l'Umana perché i punti da recuperare sono 6 in un quarto in cui si è segnato pochissimo, 13-9 a favore della Reyer, i punti nei primi 9 minuti e 10 secondi del quarto periodo. Rimessa di Whittle, Casarini in palleggio, gioca con quintetti particolari, fuori Sims, fuori Parks, Spacchia questo finale di partita. Casarin per Moretti, attacca Harrison, va su per il tiro, subisce il fallo di D'Angelo Harrison, ha sfiorato il gioco da 4 punti Moretti. Venezia però continua a sbagliare in lunetta, aveva fatto 0 su 2 Whittle qualche istante fa. Moretti sbaglia il primo dei 3 che avrà a disposizione, secondo lo mette, terzo libero a disposizione di Davide Moretti. Il ferro lo aiuta a contenere il tiro dalla lunetta, meno 4 Venezia, 36 secondi, punto 6 da giocare. Mascolo supera in velocità la metà campo, esita, poi va al ferro, sbaglia, canestro convalidato, è stata fischiata interferenza, lo rivediamo, ecco qui la palla tocca il vetro. +6 Treviso, 28 secondi da giocare, palleggio di Moretti, Wilcher si aggancia con Mazzola, poi riceve, la mette per terra, si alza da 3 punti, Kyle Wilcher, meno 3, la riapre Kyle Wilcher, rimessa per Treviso dalla metà campo difensiva con 20 secondi da giocare, riceve Kai Bowman che subisce fallo immediatamente da Carl Whittle. Adesso una palla che pesa nelle mani di Kai Bowman, sbaglia il primo tiro libero, Harrison fuori con 5 falli come Polycap. Bowman aveva segnato i primi 4 liberi della sua serata, questo lo sbaglia, ma il secondo è molto importante perché riporta a 2 possessi di vantaggio la NutriBullet. Deve segnare in fretta Venezia, Moretti, taglio di Kabengele, Moretti va da Wilcher, la mette per terra, ci prova ancora a 3 punti, ancora Kyle Wilcher, meno 1 Reyer a 9 secondi dalla fine. Che finale al Tagliercio, rimessa di Treviso, non ha più time out Vitucci, fischio, fallo su Olisevicius. E la mano di Olisevicius non trema, 8° punto della sua partita.
Olisevicius per il +3, segna 78-75, non ha più time out neanche Spachia, rimessa di Kabengele, Wiltshire finta, poi tira per il pareggio, questa la sbaglia, vince Treviso 78-75, non riesce la rimonta all'Umana Venezia, la spunta la squadra del grande ex coach Frank Vitucci che spugna il Tagliercio, cosa che non succedeva a una squadra di Treviso dal 2012, di vincere in trasferta contro l'Umana Venezia. È cambiata la società trevigiana, è cambiato tutto, ma apre nel modo migliore il suo campionato la NutriBullet con una grande vittoria.